Cittadella si trova nella pianura veneta. Il territorio è pianeggiante nonostante pochi chilometri più a nord si incontrino già i primi rilievi collinari che precedono l'altopiano dei 7 comuni e il massiccio del Grappa. Tra il XII e il XIII secolo Padova iniziò la sua politica espansionistica, entrando presto in conflitto con Venezia e Treviso. Quest'ultima, attorno al 1195, avviò la costruzione di Castelfranco, piccolo avamposto militare presso il torrente Muson. Padova allora nel 1220 iniziò la costruzione di Cittadella. Il nuovo borgo fortificato progettato da Benvenuto da Carturo presentava caratteristiche nettamente diverse da Castelfranco. Non era in effetti un piccolo e compatto castello di forma quadrangolare, ma una vera e propria cittadina dalla pianta rotondeggiante. Padova infatti non intendeva solo creare un presidio militare, ma anche un centro amministrativo ed economico fra il Brenta e il Muson. Cittadella seguì i sorti di Padova finché nel XV secolo passò alla Repubblica di San Marco, il cui dominio durò quasi 4 secoli. Il lungo periodo veneziano portò Cittadella a evolversi da avamposto militare a centro di servizio e mercato. Questa trasformazione si rifletté anche sul tessuto urbano con la costruzione non solo di edifici amministrativi ma anche di magazzini e botteghe. Dopo la caduta della Serenissima anche Cittadella attraversò un periodo di incertezza amministrativa, passando prima alla Francia, poi all'Austria. La cui dominazione ebbe termine nel 1866, anno in cui venne annessa al Regno d'Italia. Durante la Prima Guerra Mondiale Cittadella si trovò quasi a ridosso del fronte e pertanto divenne sede del 12° gruppo caccia. Cittadella è l'unico centro fortificato in Europa ad avere una cinta muraria medievale con camminamento di ronda completamente agibile. Il camminamento di ronda di Cittadella è una passeggiata panoramica a 15 metri di altezza su cui si gode uno stupendo panorama sulla cittadina e sui suoi dintorni. Le mura si snodano per una lunghezza complessiva di 1492 metri, descrivendo un'area di circa 450 metri di diametro. Priva di fondazione è sostenuta da un poderoso terrapieno e circondata da un largo fossato difensivo. Le mura sono composte da 4 torrioni, 12 torri e 16 torresini, disposti a distanza regolare lungo la cinta, coronata da una merlatura guelfa. L'itinerario del camminamento di ronda parte dalla porta di Bassano, con la casa del capitano della guarnigione. Essa rappresenta la porta difensiva per eccellenza e si potrebbe considerare una sorta di castello nel castello. Al primo piano si possono ammirare gli affreschi risalenti al XIII e XVI secolo che ritraggono gli stemmi delle importanti famiglie che governarono la città. All'interno di questa struttura è ospitato anche la sede del centro di informazioni turistiche della cittadina e sono stati ricreati degli angoli scenografici che rappresentano la vita quotidiana al momento di massimo splendore della città medievale, insieme ad un'area di approfondimento delle tecniche costruttive dell'impianto di Proseguendo ad ovest si trova il torrione di Porta Vicenza, seguito poi a sud dal castello di Porta Padova con la Torre di Malta, la prigione citata da Dante nella Divina Commedia, di cui è possibile notare
l'iscrizione muraria costruita nel 1251 per ordine di Ezzelino da Romano, il quale la usò da prigione per i suoi nemici. Oggi ospita un'ampia sala di conferenze al piano terra e il museo archeologico aperto al pubblico nei giorni di sabato e di domenica. La Torre di Malta costituisce una delle uscite del camminamento di ronda che conduce al Belvedere, punto da cui si può godere di una meravigliosa panoramica del territorio. Continuando il percorso si ritorna alla porta d'ingresso. Ad est è situato il torrione di Porta Treviso, con un'arcata affrescata. In origine tutte le 4 porte erano dotate di ponte levatoio che gradualmente sono state sostituite da ponti in muratura. Lo spazio interno delle mura è ordinato da 2 traverse che raccordano le 4 porte verso il centro, dividendo l'abitato in quartiere e a loro volta sono suddivisi in scacchiera. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, a voi non costa niente, ma per me è molto importante, grazie.